Diamo il via? Qua vado? Sì, dai, do il via. Allora, buonasera e benvenuti. Quest'oggi un importante anticipo di quella che sarà la nostra estate, ricca sicuramente di appuntamenti culturali. Torniamo a parlare di libri, lo vedete anche plasticamente, siamo circondati dai libri e questo pomeriggio abbiamo il piacere e l'onore di presentare il libro di una autrice, Sabatina Napolitano, che ovviamente è qui presente con noi. È il suo primo romanzo, Origami, anche se in realtà Sabatina ha un ricco curriculum, ha scritto diversi libri di poesie, scrive recensioni, racconti, insomma, pur essendo giovane anagraficamente ha un ricco percorso letterario alle spalle. Oltre all'autrice abbiamo il piacere di avere con noi il consigliere comunale Antonio Cauteruccio e Francesco Gallotti, che sarà un po' che ci introdurrà al libro Origami. Allora, come di prassi in queste occasioni, io do subito la parola al consigliere all'ambiente Antonio Cauteruccio, che darà i saluti istituzionali, oltre ad essere un appassionato di letteratura e di libri. Sì, ti ringrazio Pippo, ringrazio tutti i presenti, ringrazio l'autrice Sabatina Napolitano, ringrazio il nostro Gallotti per la sua presenza e sono felice di essere qui, sostituisco spero degnamente e porto i saluti dell'assessore Amoroso, che purtroppo per impegni personali non può essere qui oggi pomeriggio, e come diceva Pippo siamo circondati dai libri. Ne guardavo uno bellissimo che conosco di Manuel Vázquez Montalbán. Come diceva Pippo, sono appassionato anch'io di lettura e di libri, e probabilmente Vázquez Montalbán è stato uno dei percorsi letterari più formativi che io abbia potuto apprezzare. Ho seguito la presentazione di Sabatina del suo libro anche a Positano, e noi siamo onorati di averla qui e di aver scelto queste location importanti per la presentazione del suo libro, e ti ringrazio anche per questo. Ho avuto la possibilità di cominciare a leggere il tuo libro, di cominciare a leggere Origami in formato PDF grazie a Pippo che me l'ha mandato, e quindi ho avuto la possibilità di cominciare a leggerlo soltanto. Ti dirò, Pippo presentandoti diceva che ti occupi anche di recensioni, non solo di racconti, e parlare del tuo libro per me oggi, dopo aver cominciato a leggerlo, questo non mi ha permesso di apprezzarlo tutto, di poterlo apprezzare nella sua totalità. Mi ha permesso però di fare alcune riflessioni sulle impostazioni dei personaggi, sul modo di scrivere. Di solito lo faccio sempre quando leggo un libro, quando si legge un libro magari si cerca il richiamo, la sfumatura, il richiamo a un altro autore, il richiamo a un modo di scrivere di quell'autore, al percorso formativo e di scrittura di chi scrive un libro. Ho colto quel pizzico molto piacevole, tra l'altro, quel pizzico nella figura di Olga, la biblioteca, quel pizzico di solennità monumentale che si regge però su una scrittura semplice, che non ha bisogno di fronzoli e di ghirigori, che ritrovo nella letteratura ispanoamericana, ritrovavo nella Casa degli Spiriti di Isabel Allende, ritrovavo in alcuni passaggi di García Márquez, ritrovavo anche in alcuni passaggi e nei gialli. Per questo mi colpiva il fatto, sarà stata una casualità, di avere quel libro davanti, di
Vázquez Montalbán, che molti magari non sanno, che è lo scrittore che ha ispirato gran parte del lavoro narrativo e giallista di Camilleri, e come il commissario Montalbano si chiama Montalbano in onore di Vázquez Montalbán, è una cosa bellissima. Cominciandolo a leggere, nelle prime pagine ho notato anche un importante lavoro introspettivo nei personaggi, che mi riportava al miglior Gramellini, al Gramellini del Fai bei sogni, al Gramellini dell'ultima riga delle favole, mi riportava all'introspezione di Margaret Mazzantini, per cui ho rubato la copia di Pippo e mi impegno a leggerlo tutto. E non la faccio lunga e ti ringrazio per essere qui e per le sensazioni piacevoli che mi ha dato l'inizio del tuo libro, anzi mi auguro che sarai ancora con noi. Come diceva Pippo, inauguriamo una stagione di presentazioni, magari anche utilizzando delle altre location, delle location più suggestive. Ho visto quello che hai fatto a Positano, abbiamo anche noi la possibilità magari di utilizzare dei luoghi più suggestivi, per cui l'invito è quello di tornare ancora qui, magari sarò anche più pronto e preparato, avrò letto tutto il tuo libro e ti potrò dire altro. Grazie. Grazie a tutti, grazie di questa occasione importante. Prendo un attimo la parola anche se doveva intervenire Francesco Temo. Allora ringrazio prima di tutto voi che siete qui per ascoltare la presentazione di questo romanzo, ringrazio la Calabria, ringrazio Telediamante, Pippo, e sono dispiaciuta perché l'assessore non è potuto essere qui, ma ringrazio di cuore il consigliere anche per questo inquadramento che mi ha fatto molto piacere. Sapevo che c'era una scaletta e quindi ho interrotto per i ringraziamenti. No, ma prego, figurati. Mi passi quello lì, Pippo? Sì, va bene, sì. Francesco Gallo. Allora, buonasera e benvenuti a tutti. Io solitamente, perché quello che sto facendo adesso solitamente lo faccio sui social, io su Instagram, intervisto moltissimi scrittori emergenti ed esordienti e non. E solitamente la prima domanda, che non è una domanda ma è quello di presentarsi. Quindi Sabatina, dici chi sei, da dove vieni, che fai, perché lo fai? Buonasera, io mi chiamo Sabatina Napolitano, non ho la presunzione di assurgere un ruolo salvifico, quindi credo che l'umiltà sia il primo passo per spiegarsi. Sono nata in Sardegna, alla Maddalena, in quest'isola al nord della Sardegna, poi ho studiato e ho vissuto a Napoli, ho studiato alla Federico II. Ho esordito con la poesia nel 2011 tramite concorso con la pubblicazione di una prima raccolta dal titolo Metastasi di autonomia. Successivamente ho pubblicato delle raccolte dal titolo pubblicate per un editore di Eboli, il saggio. Il titolo di queste raccolte era Tango per cigni neri, è seguito a Briglie sporche. Poi sono ritornata all'editore di Monte di Dio a Napoli, che sta vicino e collabora con gli istituti degli studi filosofici, e ho pubblicato questa raccolta che si chiama Poesie d'amore nel 2015. Poi ho ancora pubblicato per Ensemble Scritto d'autunno e un'altra raccolta di poesie per Gordiano Lupi, il Foglio Letterario Edizioni, dal titolo Corsivo. Dopo questi esordi della poesia, quindi sono arrivata alla narrativa e sono attraccata alla narrativa, perché la narrativa è un porto di visionarietà, quindi lo scrittore è un visionario tra le persone, non è solo il poeta ad essere un visionario, ma lo è anche lo scrittore. Lo scrittore tramite la fantasia può creare mondi paralleli, ed è quello che fa. Ci dona il paesaggio, il quadro di quello che potrebbe essere dai suoi occhi la realtà.
quindi sia lo scrittore di cronaca che lo scrittore di romanzi, così come il giallista o il saggista, riesce a dare una realtà in più a quello che è la realtà. Quindi tra gli scrittori si viene a creare quel senso di familiarità, che è necessario e opportuno per creare delle realtà concrete, per fare qualcosa di concreto sia per il territorio, in questo caso per la Calabria, sia per l'Italia. Questo è il nostro tessuto letterario e di questo ci formiamo. L'editore per cui ho pubblicato è un editore di poesia, quindi non ho fatto un esordio esplosivo per un grande editore, ho fatto un esordio sempre nel verso dell'umiltà, nel verso dell'eleganza. Ho tentato quanto più possibile di seguire quella che era la mia vocazione poetica per poi esprimermi in quanto scrittrice. La scrittura perché è diversa dalla poesia? La scrittura è diversa perché nel momento in cui si scrive c'è la necessità di superare i vari dualismi che esistono. A volte la realtà viene appiattita, da molta informazione per esempio la realtà viene appiattita e viene ad essere pochezza. Quindi gli scrittori vengono a mettere quel più, quel molto alla pochezza che potrebbe essere la realtà. I binomi possibili sono tanti, ad esempio qui vediamo Hermanès, materia e spirito. Ecco, io ho cercato di scrivere un romanzo sulla carta proprio appunto perché la carta è diventato un mezzo affinché lo spirito, quindi i sogni, gli ideali, diventassero concreti. Quindi un giornale, quindi l'attività pubblica, l'attività sociale. E questo rappresenta Origami, un progetto di ideali che poi si concretizza nella materia. I personaggi di Origami sono tutti personaggi colorati, si tratta comunque di persone ricche, non sono persone povere che vengono da una dimensione bassa, popolare, per scalare, per rappresentare un'ascesa sociale. Si tratta di persone ricche perché nonostante il romanzo sfugga alle categorie, alle classiche categorie che possono essere quella del romanzo utopico, un romanzo psicologico, un romanzo rosa, perché un romanzo solitamente i buoni romanzi vanno a mettersi sempre trasversalmente da queste classificazioni, vuole essere comunque un racconto utopico, quindi ci sono persone ricche che vivono all'interno di una grossa biblioteca e che rappresentano ognuno una parte sia di me, che sono la persona che li ha creati, e sia una parte di tutti. Quindi ogni personaggio è allegoria di qualcosa di fondamentale, di filosofico. E questo ci riporta anche al fatto che tutto ciò che viene ad essere oggi la narrativa anche di consumo, di intrattenimento, il più delle volte potrebbe essere insopportabile, narcisistica. Invece in questo caso ho tentato di mettere quantomeno il narcisismo perché venivo già da una radice lirica, poetica, quindi avevo già esplicato i miei modi di fare, i miei modi di dire l'io. In questo romanzo ho voluto uscire un po' fuori dal mio io e dare un prodotto che possa parlare di tutti. Interessante l'analisi che hai fatto del tuo libro e passerei alla seconda domanda che serve per capire ancora di più quello che è lo scrittore, nel tuo caso l'autrice, che sono l'ispirazione ai maestri di scrittura, perché solitamente quando si dice io mi rifaccio a, magari si riesce a capire, perché a volte magari può sembrare inaccessibile il libro, invece spiegando quali sono i tuoi maestri di pensiero, di scrittura, ci può dare, diciamo, una mano di più, una chiave di lettura diversa. Grazie per questa domanda. Io spesso sì, mi sono occupata di recensioni. Le recensioni le pubblico presso un sito che si chiama Il Giornale Letterario, che rappresenta una testata perché in collaborazione con alcuni giornali anche toscani, io faccio riferimento anche ai collaboratori del premio Nabokov, di cui sono stata giurata anche per un anno. Le recensioni quindi sono su diversi generi di libri e mi sono occupata di poesia, di narrativa, di saggistica. Il punto è questo, che la mia passione per Nabokov mi ha spinto ad attaccarmi a questi amici del premio Nabokov.
Nabokov perché è uno scrittore, poeta, che ha saputo caratterizzare un'etica, una morale diversa, a cui probabilmente l'umanità intera non era avvezza, non era abituata. Quindi, per mio parere, Lolita è uno dei capolavori più grandi dell'umanità. E sì, sono convinta che il romanzo non debba essere una forma moralizzante, che l'etica e la morale rendono banale tutto quello che può essere il tentativo di un romanzo. Nel romanzo ci deve essere tutto, tranne la banalità. Con questo voglio dire che lo stile anche è importante, ci sono delle avanguardie, delle sperimentazioni, ma non devono essere, a parer mio, basate su banalità. Per non fare romanzi di banalità è necessario studiare i maestri, quindi oltre a Nabokov io ho affiancato anche un autore che potrebbe essere considerato come opposto a Nabokov, che è Bevilacqua. Io apprezzo molto Bevilacqua e dico sempre che quando è morto sono stata molto molto male, perché io avevo letto i suoi racconti, ho letto i suoi libri, provo una passione profonda per la sua scrittura. Bevilacqua è considerato un neorealista, ma lui è capace, a differenza di Nabokov, è capace a descrivere non solo i momenti più importanti della storia italiana, ma anche come l'italiano ha vissuto il Novecento, con quale sangue, con quale mente. E in questo Bevilacqua secondo me è uno dei maggiori scrittori capaci, che è stato capace a descrivere il mutamento non solo antropologico ma anche storico e sociale dell'italiano e dell'Italia. I suoi romanzi, a parer mio, sono dei veri capolavori. Il modo in cui lui descrive la psicologia dell'uomo è così comprensivo, ma nello stesso tempo così distaccato e così litigato che, a parer mio, lo mettono tra uno dei migliori scrittori italiani di tutti i tempi. Logicamente, nel momento in cui si intraprende la carriera della scrittura è affascinante rifarsi alla voce dei maestri, ma è consigliabile poi distaccarsene e prendere una voce autonoma, una voce propria. Ci sarebbe tanto da dire sulla questione dei maestri, perché questo è un libro ambientato nelle biblioteche, per cui ho fatto una ricerca archivistica, quindi all'interno del libro si trovano i nomi di tanti autori che hanno parlato di biblioteche o hanno citato le biblioteche all'interno delle loro opere. Si parla veramente anche di autrici donne come la Atwood, la Iri, ma si fa riferimento anche a un certo tipo di giallo, Agatha Christie, perché c'è una protagonista che appunto adora Agatha Christie ed è una specializzata in gialli di Agatha Christie. Il punto è questo, che è difficile definire il rapporto con un maestro. Sarebbe più proficuo dire quanto di quel maestro portiamo nella vita, quanto di quel maestro è entrato in noi e magari riesce a condizionare addirittura un'esistenza. E quando quella voce ancora dei maestri, quando parliamo della voce dei morti, quando la voce dei morti entra e si mischia alla voce dei vivi, quello secondo me è il lascito della grande letteratura. Come fa nel concreto la voce dei morti a mischiarsi a quella dei vivi? È possibile tramite quella chiave della visionarietà. Montale è stato un visionario, ha creato delle immagini tali da definire un contesto, un paradigma a cui noi ancora facciamo riferimento. Quindi facciamo riferimento come lettori, come pubblico, ma anche come studiosi. Quindi la capacità di permeare attraverso i secoli fa grande uno spirito, ma per questo approccio ci deve essere sempre quella illuminazione che viene dalla semplicità, che viene anche dalla manualità, perché lo scrittore assume una manualità, così come l'editor, così come chi lavora con la carta. Lavorare continuamente, ore e ore per scrivere, ti fa entrare in un corpo. Questo corpo è il corpo dei maestri, è il corpo della semplicità
è il corpo di chi vuole fare letteratura perché sente la necessità di farlo, ma non a parer mio infangando gli altri o comunque facendo tante competitività e beghe che purtroppo esistono, perché è un mondo altamente competitivo, ma che a parer mio bisognerebbe evitare per pensare alla propria strada. Ci sono sempre state le competizioni, Berto con Moravia, autori si sono sempre fatti la competizione, Berto per dire un autore che ha caratterizzato anche la Calabria, però la competizione va anche contestualizzata nel momento storico, va anche dedotta dal momento storico. Delle competizioni tra maestri sono state competizioni sulla base di antagonismi produttivi, mentre oggi trovo che la velocità, quindi i media, alle volte crei degli antagonismi negativi. Il romanzo quindi non deve essere, a parer mio, un romanzo morale, deve essere sempre un romanzo che esprima un dissenso. I romanzi buoni esprimono comunque un dissenso, una forma che hanno al loro interno una forma di critica. Quindi anche i romanzi popolari possono caratterizzare una forma di dissenso. E quando si trova quella luce del controcorrente è più possibile che un romanzo sia vicino al vero. Il romanzo comunque nasce come forma che si avvicina al vero, perché è proprio la forma del romanzo ad essere quella che descrive la realtà. Quindi che cosa si intende per il vero nel romanzo? Che cos'è il vero? Il vero è quello che dà il dissenso, però è anche quello che si avvicina all'esistenza di noi stessi. Alla fine di un romanzo noi vogliamo aver trovato qualcosa, si legge per trovare qualcosa in più. Nel momento in cui tu vedi un autore, ad esempio prima ho preso questi libri in mano, ogni autore ha una sua aura, la voce dei grandi, il contesto dei grandi, e da ogni autore si sprigiona quell'incanto, quella capacità di trasformarci. Quando c'è quello c'è la letteratura. Per esempio lì c'era Yourcenar, tutti sappiamo chi è, oppure Pennac, tutti sappiamo a chi facciamo riferimento. E in loro c'è stato un dissenso, è evidente. Non si parla di una letteratura di consenso, siamo ben distanti da quel tipo di letteratura. Ed è questo che caratterizza quindi anche l'impurezza del romanzo. Si parla anche molto spesso di quello che è puro e quello che è impuro. Credo che il romanzo si avvicina alla forma dell'impurezza, ma quando per impurezza si intende sempre la critica e non si intende mai ciò che è volutamente sporco, perché anche il volutamente sporco viene a diventare letteratura quando è impurezza, quindi non sudiciume, quindi non volgarità. Per questo io so che a te piace Bukowski, per dire. Sì, lo amo sopra ogni cosa, e lui è uno dei miei maestri. Quindi anche in Bukowski si trova dell'impurezza che non è a sfondo volgare, chiaramente non troviamo, si tratta comunque di letteratura, non troviamo i discorsetti. Nel suo specifico è proprio realismo sporco, tu parlavi di sporcizia, il genere di cui scrive Bukowski insieme agli altri della Beat Generation americana è proprio realismo sporco, come Carver. C'è un tipo di realismo a cui io faccio riferimento con Bevi l'acqua, ad esempio in questa specie di amore. Ce ne sarebbero tanti altri da citare di libri, però è meglio citare questo perché in questa specie di amore si racconta dell'impurezza di un uomo che non è capace ad adempiere ai suoi ruoli matrimoniali e non è capace. Tutto il romanzo parla di questo tormento, quindi il romanzo nasce il romanzo nasce da un tormento come tutti gli altri romanzi, ma il tormento del protagonista è proprio quello di non saper adempiere alla vita matrimoniale, di non saperci stare dentro, e anche in quello c'è un'impurezza, che è un'impurezza degli uomini,
Quindi il realismo, a parer mio, deve essere un realismo quindi sì, di dissenso, di impurezza, e per la purezza è difficile che cerchiamo una letteratura della purezza oggi, non esiste più la letteratura del puro. Prima esistevano anche la poesia pura, veniva indicato con un certo contesto storico una poesia pura, oppure per puro si potrebbe intendere tutto ciò che resta alla superficie delle cose, ma non esiste più la superficie delle cose, è sempre indicata come una provocazione, perché oggi tutta la letteratura tende alle impurezze, perché l'uomo ha perso l'aura idealistica e romantica che poteva ancora avere agli inizi del Novecento, ma di quella letteratura resta molto dei maestri e poco di chi non è rimasto. Secondo te comunque diciamo la pulizia ha fatto spazio alla sporcizia, però secondo te la pulizia poteva essere idealizzazione e quindi sostituita dalla sporcizia che è concretezza, alla fine è realtà. A volte la pulizia può essere anche soltanto e semplicemente un'idea. Allora, io penso che il discorso dell'impurezza e della purezza stia soprattutto nell'intenzione politica del romanzo. Ad esempio, ci sono stati autori che hanno bilanciato purezza e impurezza con lo strumento della scienza o della fantasia. Sì, perché anche la scienza può essere un mezzo di scrittura. Io ad esempio ho utilizzato in origami dei riferimenti alla scienza perché ho fatto degli studi scientifici, e in scienza sì, la purezza assume un tutt'altro aspetto, perché si parla di purezza dei campioni, purezza dei materiali. Io mi sono occupata di sintesi del DNA a livello chimico, quindi la purezza è proprio un concetto molto importante. Questo ti fa capire quanto la scienza possa intersecarsi con la fantasia. Perché? Perché la fantasia è un mezzo anche per parlare della letteratura civile, per parlare di quello che è stato, per fare memoria, e sia anche per parlare della resistenza, e sia anche per parlare di quello che è stato il destino degli uomini. Quindi c'è varia forma per fare dell'impurezza, del pensiero impuro, qualcosa di concreto in letteratura. Il pensiero impuro dell'uomo si è trasformato in resistenza, si è trasformato in politica, si è trasformato in storia delle menti. Tutto quello che è stato impuro alla fine si è trasformato, ma per questo non è che questo concetto derivi fondamentalmente da Freud. Freud non diceva che la letteratura veniva dalle impurezze, dove per impurezze si intende anche tutto ciò che è lontano dall'ideale di perfezione anche classica. Superando Freud, l'elemento della fantasia non viene dal superamento di perversioni inconsce o perversioni con matrice sessuale. La fantasia può venire anche da uno spirito diverso, che è lo spirito che muove alla rendere le impurezze politiche. Allora Sabatina, come detto prima, il tuo libro è ambientato in una grossa biblioteca, in una città Itac, diciamo utopica, non esiste. A me è sorta subito una domanda: quanto è importante avere una biblioteca in un paese? A parer mio è fondamentale, perché non è possibile pensare che non esista una biblioteca in un paese, sono quelle cose che non sussistono in sé. E a parer mio, nell'ordine del concreto, quindi abbracciando il discorso che le impurezze degli uomini poi si trasformano in sogni realizzabili, in sogni concreti, la biblioteca è un mezzo anche per mettere le nuove generazioni, i bambini, partendo proprio dalla prima infanzia,
a contatto con l'impurezza contemporanea, a contatto di quello che non è casa, ma che è una casa altra. I libri sono un'altra casa, le biblioteche sono case altre a cui i bambini devono essere abituati sin da piccoli. I bambini imparano presto a leggere, a scrivere, quindi è necessario che per ogni città ci sia una biblioteca. E a Itac si fa riferimento anche all'informazione. Le fake news, ad esempio anche in tempo di pandemia, si sono raddoppiate e tutti gridavano al complotto, si gridava al complotto. Il romanzo Origami gira intorno al mondo della cultura, delle biblioteche e dell'informazione. Le biblioteche sono un luogo fondamentale e secondo me sono il perno non solo per i libri, per la ricerca concreta dei libri che i bambini, partendo dai bambini, devono andare fisicamente in biblioteca, ma è proprio il luogo dove avviene la famiglia all'infuori della famiglia. Si devono creare delle aggregazioni, si devono creare dei contesti di familiarità, si devono creare quindi delle nuove mappature. Il bambino, così come l'uomo, si trova di fronte a delle incognite e quando conosce nuove terre tende a mettere dei nuovi simboli. La chiave, per esempio, quando l'uomo è andato sulla Luna ha messo la bandiera per dire che la mappatura di nuovi territori si fa attraverso dei segni. Ed è chiaro che un bambino, se vuole imparare a leggere, deve andare in una biblioteca. Questo potrebbe essere l'esempio di un altro romanzo, un parossismo, però se un bambino ad esempio esce da una famiglia umile che i genitori non hanno mai studiato e non hanno una biblioteca a casa, perché sono la maggior parte dei bambini, perché non tutti i bambini aprono una stanza e si trovano una grossa biblioteca, io credo che ci deve essere l'informazione, partendo dalle scuole, per cui la maestra dice ai bimbi di andare in biblioteca a prendere dei libri, perché così il bambino si abitua a questa famiglia altra, si abitua a un altro luogo di aggregazione. Perché secondo me il ruolo dell'informazione in Occidente, noi che abbiamo le possibilità, è importante, ci sono le biblioteche vuote, noi abbiamo biblioteche che non vengono visitate, non avviene il traffico dei libri, non avviene. E questo secondo me è un'idea assurda perché i bambini, partendo dalla famiglia, devono necessitare del dialogo con i libri. Il fatto che un bambino riesca a leggere, parliamo di 10-12 anni, riesca a leggere meno di 100 libri, meno di 100 libri all'anno, o che comunque che i bambini, anche uscendo dalle medie, non leggano, questo secondo me è un'idea abbastanza assurda. Non è rivoluzionaria in sé, perché io ho notato una cosa che esiste, che è la base secondo me di un atteggiamento culturale di una società rispetto alla cultura. Secondo me ci deve essere, non so, da organi politici, organi istituzionali, organi altri, un invito anche dai ministri, ma io non è che abbia una cultura profonda della politica italiana, ma non è che abbia anche una passione politica, io esprimo un concetto per quello che io posso, cioè la critica è da persona che si occupa di libri, di saggistica e di narrativa. La mia idea è che non esistano delle istituzioni e dei ministri che approfondiscono il rapporto del bambino con la biblioteca del paese, perché ogni paese ha una biblioteca. Secondo me non deve essere utopico che un bambino che esce da una famiglia umile non possa accedere a una biblioteca. Un bambino che è figlio di architetti e che è figlio